penso di sì che si siano divertiti con questa esperienza, una bellissima esperienza. L'esperienza per tutti, credo, per me in particolare. Progetto Insieme in Fattoria. Abbiamo cercato con la mia famiglia di offrire a questi ragazzi innanzitutto il calore di una famiglia agricola e naturalmente metterli a lavorare. Fatto il pane, hanno fatto il culurgione, hanno munto, hanno accarezzato l'asinello, hanno visto come si dà da mangiare, come si accudisce un animale, ma anche come si lavora il grano, come si raccoglie. E quindi ho visto entusiasmo. Ho visto... Il formaggio che hai fatto tu, erano buoni. A me mi curiosa la bianca e quella lì. Dai, la portiamo fuori? Su, Vodera, siamo? Opla, dai, alza, forza. Divertito, era un po' difficile, però ci ho provato. La prima volta che sono venuto qui e che avevo munto la capra, ho fatto il formaggio, mi sembra, alla ricotta, credo, il formaggio cajal, credo. Abbiamo fatto i ravioli abbiamo fatto con i ravioli dolci. Fare appunto loro il formaggio, la ricotta, è stata un'esperienza bella per tutti, insomma. È stato bello anche per me come progetto perché ho rivissuto insomma insieme a loro quello che poteva essere un'emozione da bambina, da quando scopri le prime cose. Si sono divertiti e hanno imparato qualcosa, insomma. Il fatto che comunque vogliano lavorare, si impegnano, e anche l'emozione che provano, le paure poi che si trasformano invece in emozioni positive, è stato stupendo. Ribadisco
è piacevole.